Poste Italiane, chiuso per incapacità. Questo dovrebbe essere il cartello affisso sulle inferriate sprangate a breve in diversi uffici postali della regione, chiuso per manifesta incapacità gestionale. Nessuno da Poste Italiane SPA si è preoccupato di redigere un comunicato stampa per avvisare i cittadini, i loro clienti, in relazione a quali e quanti uffici postali saranno chiusi a breve. Noi giornalisti cerchiamo di reperire informazioni, ma l'autoritarismo di un monopolista non lascia trapelare molto. 13 uffici in provincia di Udine, 4 in quella di Pordenone e 1 in quello di Gorizia e di Trieste. Per quanto riguarda Goricista di Codroipo, una missiva trasmessa via fax al sindaco Fabio Marchetti ha annunciato il triste evento per lunedì 7 settembre. Al sindaco di Codroipo ho chiesto se da parte di Poste Italiane c'è stata una minima trattativa, se hanno chiesto qualche contributo pur di mantenere aperto lo sportello di Goricizza. No, loro hanno proposto un incontro tra tutti gli uffici postali che dovevano essere chiusi, che non era solo Goricizza Pozzo ma anche altri. In questa riunione gli è stato spiegato come per quanto riguarda l'ufficio di Goricizza Pozzo i numeri riportati non fossero corrispondenti alla realtà, perché a Codroipo c'è il sistema dei vasi comunicanti. Abbiamo l'ufficio centrale di Codroipo che versa in una situazione di sovraccarico, la gente si sposta a Rivolto e quando trova Rivolto pieno perché arrivano quelli di Bertiolo, quelli di Codroipo vanno a Bertiolo. Quindi andrebbe forse aperto un ufficio in più rispetto che tolto un altro. Questo abbiamo spiegato a Poste Italiane come conoscitori del territorio e delle utenze, perché anche noi siamo cittadini utenti di Poste Italiane. Usiamo anche dei vettori privati ogni tanto, però la competizione è abbastanza non congrua per quanto riguarda le norme che regolano il bilancio della pubblica amministrazione, pertanto siamo un po' vincolati, altrimenti faremo ben volentieri a meno di Poste Italiane visto il tipo di servizio. Non ci hanno proposto nessun tipo di concambio, cosa che invece Poste Italiane aveva fatto, ma all'epoca io rivestivo altra carica ed era il 2010, allora quando vi era appunto la ventilata chiusura di altri uffici postali che poi furono come al solito chiusi, e lì ci furono delle proposte economiche da parte di Poste Italiane ma improponibili e non sostenibili oggi, insomma. Della serie a San Daniele avevano detto spedite i prosciutti tutti con noi, roba del genere, no? Allora vi lasciamo l'ufficio, se no no. Fortunatamente siamo riusciti tramite un privato tempo fa, vi ricorderete, anche grazie a un servizio di Marco Mascioli sull'argomento che ne ha dato il giusto risalto, siamo riusciti ad aprire un punto Enel all'interno, ripeto, di un'attività privata, quindi di un privato che ha concesso un proprio spazio, un proprio locale a Enel Energia, e questo risulta molto molto utile perché so che molti cittadini si recano lì per vedere dalla bolletta che non va o per usufruire di un punto che prima non c'era. Per il Ponte News, Marco Mascioli.